sera all'allenatore dell'Oratorio Marineo Bister Bennardo. I suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2-3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, ne abbiamo avuta un'altra nel primo tempo, altre due lì ne abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare questo. E adesso per l'Oratorio Marineo due partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. Le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima che è il Castellammare e poi avremo l'ultima col Castelbano.